Oltre 100 esemplari di cavallucci marini della specie Hippocampus hippocampus sono stati liberati nel secondo seno del Mar Piccolo. Il reinserimento è avvenuto in una delle 3 microriserve protette attualmente gestite dalla Scuola Volontaria Aeronautica Militare SVAM e create grazie al progetto di conservazione partito nel 2024 dall'Acquario di Genova insieme al Comune di Taranto, al Consiglio Nazionale delle Ricerche e all'Università degli Studi di Bari. Un intervento fondamentale per l'ecosistema marino che, secondo Laura Castellano, curatrice del settore Mediterraneo Acquario di Genova, serve soprattutto a contrastare il calo della popolazione di cavallucci, che negli ultimi anni è arrivato al 90%. Ce ne sono sempre di meno perché probabilmente l'uomo li ha catturati, perché c'è l'inquinamento, perché c'è un impatto antropico enorme, perché le coste sono cambiate, quindi hanno bisogno di noi per tornare come erano prima. Siamo felicissimi di essere di nuovo a Taranto a liberare la seconda specie di cavalluccio che abbiamo riprodotto all'Acquario di Genova, qui alla SVAM, in quest'area protetta, questa oasi blu per i cavallucci marini, la prima nel Mediterraneo. La tutela degli habitat naturali in cui vivono i cavallucci è importante per la salvaguardia di tutta la biodiversità presente nel Mar Piccolo. Una delle principali minacce per questi esemplari sono le catture legate alla pesca abusiva, come ha dichiarato Giovanni De Vincentis, presidente del WWF Taranto. Andare a incrementare queste popolazioni senza prevedere una seria attività di conservazione, di sorveglianza, di prevenzione a quelle che sono le attività abusive di pesca, è chiaro che avrà i risultati che tutti possono immaginare. Noi oggi stiamo rilasciando un centinaio di soggetti, probabilmente domani o dopodomani qui verranno a calare le reti e quindi gran parte di questi soggetti saranno pescati da pescatori abusivi che poi li metteranno nel mercato nero. Tutele che secondo Giuseppe Corriero, professore di zoologia dell'Università di Bari, sono necessarie per prevenire il collasso di queste popolazioni e non solo. Il cavalluccio marino in questo ambiente all'interno delle biocenosi tarantine rappresenta una sorta di predatore di vertice della microfauna. La sua salvaguardia in qualche modo costituisca una specie di ombrello nei confronti del resto della fauna. Attraverso la protezione e le attenzioni rivolte al cavalluccio ne trae il giovamento.